Antonio Dalla Pozza, assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Vicenza. Ecco, si è parlato di un ruolo importante della Regione, ma anche i comuni possono svolgere un ruolo per contrastare gli effetti di questa manovra. Quale ruolo può avere il Comune di Vicenza? Assolutamente quello di pressione nei confronti della Regione, nei confronti dello Stato. Per questa manovra, oltre a penalizzare le aziende, penalizza moltissimo i comuni, essendo un servizio sociale che ha risvolti pesantissimi poi sui cittadini, quindi la forza dei comuni espressa trasversalmente, a prescindere dal colore delle amministrazioni, è fondamentale per modificare gli effetti di questa manovra che rischiano di essere terribili sui cittadini. Ecco, Vicenza è preoccupata di questa manovra, cosa si è discusso? Si è già discusso in comune di questa manovra? Ne abbiamo già discusso con dibattito consiliare, perché gli effetti sono molteplici, non soltanto nel campo dei servizi. Tutti i servizi erogati ai cittadini sono a rischio e in questo caso per noi si tratta anche di mettere a rischio famiglie di lavoratori che verrebbero inevitabilmente licenziati dall'azienda di trasporto in caso in cui la manovra passasse con questi effetti. Bisognerebbe tagliare molti dei servizi che eroghiamo ai cittadini, uno per tutti quello per gli over 75 che oggi girano gratuitamente sugli autobus della nostra azienda di trasporto.